Con Paolino Barbiero, segretario generale SPCGIL Treviso, la situazione e l'indicatore sociale della sostenibilità sociale nella provincia di Treviso. Sì, noi facciamo la contrattazione con tutti i 94 comuni. Abbiamo messo insieme molti indicatori, questa volta abbiamo preso l'indicatore di sostenibilità sociale, cioè quanto i comuni sono in grado di raccogliere e spendere per fare servizi che rispondono ai bisogni delle famiglie, delle giovani coppie, dei bambini, degli anziani, di persone che hanno situazioni di disagio sociosanitario, quindi malattie croniche piuttosto che devianza sociale come la ludopatia oppure l'alcolismo e la droga. Quindi trovare esperienze positive, e le abbiamo viste, e fare in modo che anche i comuni che sono più bassi delle buone pratiche che si fanno nella maggior parte dei comuni di Treviso trovino la capacità di mettersi insieme per fare un salto in avanti nella qualità dei servizi. Tra l'altro, dove questo è stato fatto, è stato possibile anche ridurre la pressione fiscale. Quindi combinare i due fattori, mettere insieme i comuni, aggregare la strategia e la visione sugli interventi che si devono fare per garantire maggiori tutele sociali e sociosanitarie alle persone, ridurre le tasse e dare più servizi, facendo in modo che poi queste cose vengano fatte anche guardando alla qualità dei lavoratori che devono erogare questi servizi, e la qualità si fa rispettando i contratti, facendo formazione e garantendo la crescita professionale di tutti gli operatori che intervengono sulle attività sociali, che sono molte. Per quanto riguarda la spesa sociale, i comuni della provincia di Treviso sono sopra la media, abbiamo anche delle eccellenze, quindi lo stato di salute anche rispetto al passato è buono nonostante le risorse siano meno. Sì, perché tutti i comuni tendenzialmente nella comprensione delle spese hanno mantenuto la spesa sociale ai livelli prima del taglio dei trasferimenti. È chiaro che alcuni comuni sono anche costretti a farlo, non in termini di programmazione, ma per interventi necessari imposti dalla legge. Se per esempio ci sono dei minori che non hanno famiglia, vanno a carico del comune. Se ci sono degli anziani che devono andare in casa di riposo e non hanno i soldi sufficienti per pagarsi la retta, deve intervenire il comune. Se queste cose capitano in comuni di 50-60 mila abitanti o 20-30 mila abitanti, sono più sostenibili. Se capitano 2 o 3 casi su comuni di 5-6 mila abitanti, rischiano di succhiare la parte consistente del bilancio e quindi di venire meno gli impegni di spesa su famiglia piuttosto che su giovani coppie oppure sui neonati. L'aggregazione migliore in assoluto è la fusione. Poi anche la convenzione è un percorso positivo, purché sia consolidato, cioè che non cambino al cambiare del colore delle amministrazioni, anche perché le convenzioni aiutano poi a strutturare quel percorso propedeutico alla fusione. Anche le unioni, qui abbiamo l'unione nella Marca occidentale, nella Castellana, aiutano questi processi, però è chiaro che convenzioni e unioni sono processi reversibili, cioè si può tornare indietro. La fusione, una volta fatta, mette insieme 2 comuni e quindi sono economie di scala consolidate. È per questo che privilegiamo questa forma.